Buongiorno, ben ritrovati con questa edizione straordinaria. A tutti voi davvero una buona giornata e dunque è l'ultima corsa di Alex Zanardi, forse l'unica, anzi certamente l'unica corsa alla quale nessuno avrebbe voluto assistere. È una giornata di dolore che però si trasforma in omaggio perché c'è l'Italia e il Veneto che si preparano a ricordare pregando, a ricordare e salutandolo il grandissimo campione in una giornata che è di lutto regionale in Veneto ed è una giornata che vi racconteremo, una mattinata di intensa emozione che come sempre Media Nord-Est vi racconterà in diretta con la nostra squadra. Basilica di Santa Giustina a Padova che si sta già riempiendo di tantissime persone, migliaia quelle attese a Padova, gente comune tantissima e anche volti molto noti. La nostra squadra con Francesco Cerrone e Alberto Pivetta in regia, Lina Paronetto e Alessandro Granzieri in redazione e poi i nostri straordinari inviati come sempre Valentina Visentin e Sandro Ponchio, Chiara Gagliani, Cristian Rocca Iende, Federico Fusetti e Federico Cibotto e Marta Zatta con Nicoletta Rizzetto. Subito allora, lo vediamo anche in questa immagine, la chiesa come dicevamo si sta riempiendo, c'è un'immagine simbolo già di questa giornata, vi prego alla regia di farla vedere. Nello zoom, eccolo qua, diciamo, nell'immagine più ravvicinata c'è il land bike di Alex Zanardi sulle gradinate dell'altare della Basilica di Santa Giustina, il simbolo di Alex Zanardi, della rinascita di Alex Zanardi, sono proprio lì sull'altare, davvero l'immagine forse più forte di questa giornata. E allora subito con Valentina Visentin davanti alla Basilica. Buongiorno Valentina, c'è un maxi schermo nei pressi perché tantissime le persone che potranno assistere ai funerali fuori dalla chiesa. Allora Valentina, a te. Sì, buongiorno, è una giornata triste, però tutti nel ricordare Alex Zanardi fanno un sorriso che affiora dalle labbra ricordando quanto Alex ha lasciato non solo nello sport ma come modello di vita. Tante le persone che stanno arrivando qui nella Basilica di Santa Giustina per rendergli omaggio e non sono solo persone famose ma è tanta gente comune, tanti atleti, tanti ragazzi che in Alex hanno visto un modello, un esempio di rinascita, di ripartenza, di superamento dei propri limiti, non con poche difficoltà ma sempre con la speranza e il coraggio. È un grande abbraccio che vogliono dare tutti quanti alla famiglia di Alex Zanardi, la moglie Daniela, il figlio Nicolò, la mamma Anna che da Castelmaggiore in provincia di Bologna arriverà qui appunto per la celebrazione che dovrebbe iniziare alle 11, officiata da Don Marco Pozza, il cappellano del carcere di Padova, grande amico di Alex Zanardi, a cui la famiglia appunto ha chiesto di celebrare il rito delle esequie. Come hai detto te, all'interno della chiesa c'è la sua handbike. E tanti sono i ragazzi che sono arrivati anche qui con i propri mezzi e che appunto hanno ricordato Alex. Le parole di Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, che ha definito Alex Zanardi come un evangelista degli sport paralimpici, è una persona che è riuscita a portare fuori dalle proprie case tanti ragazzi che con la disabilità pensavano di non avere un futuro nello sport e che invece Alex ha insegnato a crederci sempre e a non mollare mai. L'ultimo viaggio, quello che lo porterà dall'OIC della Mandria qui alla Basilica di Santa Giustina, dove ad attenderlo appunto ci sono tante persone che stanno già arrivando e che hanno iniziato ad arrivare fin dalle 9 di questa mattina. E come ben dicevi Nicola, c'è uno maxi schermo che adesso Sandro Ponchio ci mostrerà, perché noi ci troviamo sul Sagrato di Santa Giustina, ma al di là di quelle transenne vedete il maxi schermo che dà la possibilità a tante persone di poter assistere anche da Prato della Valle. C'è un imponente anche servizio d'ordine con la polizia e la polizia locale che stanno coordinando il traffico. E poi ovviamente gli uomini della protezione civile che stanno accompagnando le tante personalità che stanno arrivando qui a Santa Giustina. È previsto per il governo la presenza del ministro dello sport Andrea Bodi, ma al momento non è ancora arrivato. Allora, continuiamo il nostro giro, ci risentiamo fra pochissimo e andiamo da Marta Zatta, lo dicevi anche tu Valentina, la prima tappa è lì all'OIC, a Opera Immacolata Concezione, la struttura dove
e poi è espirato Alex Zanardi il 1° di maggio, il giorno anche in cui morì Ayrton Senna 32 anni fa. Molti hanno visto anche così una vicinanza tra questi due grandi campioni, e da qui partirà il feretro alle 10:30. Marta Zatta insieme a Nicoletta Rizzetto, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, come dicevi anche tu in apertura, proprio da qui alle nostre spalle la chiesa della Fondazione OIC Opera Immacolata Concezione, dalla quale partirà l'ultima corsa di Alex. Alex ha trascorso qui proprio gli ultimi 3 anni della sua vita dopo l'incendio che c'è stato a casa sua, Noventa Padovana, nel 2022, e i pannelli fotovoltaici che avevano compromesso i macchinari, insomma, ai quali era collegato. Quindi gli ultimi 3 anni Alex è stato qui ogni giorno, veniva la moglie Daniela a trovarlo assieme al figlio e anche alla madre Anna, una struttura che l'ha accolto, l'ha fatto vivere in modo sereno per gli ultimi istanti della sua vita. È una struttura alla quale è molto legata anche Alex per il contributo che ha dato. Io sono in compagnia di Chiara Serafine, che è la direttrice del personale dell'OIC, che voleva insomma ricordare Alex in questo momento. E Alex per noi non è solo il campione, ma l'uomo che ci ha insegnato a stare nella vita. Abbiamo incontrato Alex in Fondazione Opera Immacolata Concezione grazie al suo progetto Obiettivo 3, che ha saputo con determinazione accompagnare le persone a una nuova sfida, quella sportiva. Lui ha messo veramente in campo mezzi, competenze, attrezzature, ma soprattutto la determinazione di far capire a queste persone quanto importante è la possibilità di avere una nuova vita sportiva in questo caso. Ha saputo accompagnarli con positività, leggerezza, affrontando le sfide e dando loro molto coraggio. Noi lo ringraziamo perché ci lascia una testimonianza preziosa e forte che ci accompagna tutti i giorni nell'affrontare la sfida della fragilità. Lui ha saputo essere positivo nella difficoltà, ma trovare quella nuova forza di rinascere ogni volta. Noi lo ringraziamo con il cuore perché veramente ci lascia un grande messaggio di speranza per tutte le persone che portano una disabilità. Grazie di cuore. Ecco, io ringrazio Chiara Serafine, che è anche molto emozionata per il momento, insomma anche per il legame che c'era proprio con la Fondazione. Come dicevo, proprio da qui alle 10:30 circa partirà appunto il viaggio, l'ultimo viaggio verso Santa Giustina, dove verrà celebrato il funerale. All'interno già i familiari, che comunque si sono chiusi nella loro riservatezza, giustamente anche del momento. Dalla Fondazione quindi per il momento è tutto. A te la linea, Nicola. Grazie a Marta Zatta, e adesso torniamo invece a Santa Giustina, ma siamo all'interno della Basilica di Santa Giustina, dove vedo Federico Fusetti, che è insieme a Federico Ciboto. Lo dicevamo prima, le prime personalità sono già arrivate. Abbiamo intervistato per esempio un volto noto come Ivan Zazzaroni, il giornalista, noto giornalista sportivo, che poi sentiremo anche intervistato. Federico. Buongiorno ai telespettatori, siamo appunto all'interno della Basilica, siamo qui dalle 8 e quindi abbiamo un po' visto pian piano la Basilica riempirsi non solo di persone ma anche e soprattutto di corone di fiori che vi ha mostrato poco fa Federico Ciboto, corone che arrivano da tutta Italia, anche dall'estero. C'è il Comune di Bologna, la Croce Rossa, ci sono i team automobilistici con cui ha corso con le dediche scritte in inglese, e poi c'è naturalmente la handbike che abbiamo già mostrato, che arriva dal MUSME, che è il museo della medicina, il museo qui dell'Università di Padova. È esposta lì questa handbike ed è stata portata in chiesa da ieri pomeriggio e, come avete detto, è un po' il simbolo di questa cerimonia. Decine, anzi direi centinaia di rose, di gigli bianchi, di orchidee, quindi fiori davvero bellissimi che addobbano l'altare, e intanto stanno arrivando anche molte associazioni che espongono i loro labari per dimostrare la loro presenza qui. Anche in questo caso parliamo di associazioni sportive, associazioni di volontariato, c'è veramente un po' di tutto. La chiesa si è andata via via riempendo, è stata aperta attorno alle 9 al pubblico. La parte posteriore, diciamo, della chiesa, che Federico ora cerca di mostrarvi, è praticamente quella aperta al pubblico, è praticamente ormai esaurita.
Laureta. Segnalo insomma che la capienza della chiesa è di circa 1000 persone, e direi che la parte appunto aperta ai fedeli è ormai andata esaurita, rimangono i posti davanti per familiari, non credo nemmeno per autorità, perché insomma da quello che abbiamo capito le autorità, sì, quelle che hanno annunciato la loro presenza avranno un posto riservato, ma tutti gli altri che arriveranno poi e non annunciati si siederanno dove c'è posto. I fedeli sono tutti uguali, non ci sono distinzioni, così ci ha detto padre Federico Laureta. A celebrare Don Marco Pozza, che è qui anche lui dalle 8 e che stiamo vedendo ancora che si aggira tra i banchi per vedere che sia tutto in ordine, quindi celebrerà lui perché è scelto dalla famiglia. I due concelebranti saranno padre Federico Laureta, il parroco di Santa Giustina, e Don Angelo Scarabottolo, che è il parroco di Noventa Padovana, è il luogo di residenza della famiglia Zanardi. Se riesci fra poco a intercettare Don Marco Pozza, vediamo se si dice qualcosa. Nel frattempo, fra pochissimo mandiamo in onda invece le frasi che hai raccolto di padre Federico Laureta. Ti lascio per un attimo, torniamo al sagrato. Chiara Gaiani con Cristian Roque Allende. Oggi lutto regionale e anche lutto cittadino a Bologna, dove è nato e cresciuto Alex Zanardi, ma è anche ovviamente lutto cittadino a Noventa Padovana. Il sindaco Marcello Bano è con Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Intanto la spicciolata si sta davvero riempiendo la Basilica di Santa Giustina, pensiamo anche già qualche persona ha preso posto anche, chiedo al collega Cristian Roque Allende di farvi vedere che qualche persona si è già posizionata davanti al maxi schermo che è allocato proprio nel lobo di Santa Giustina per poter assistere all'esequio, all'ultima corsa, come l'hai definita tu, di Alex Zanardi. Con il sindaco Marcello Bano facciamo proprio un ricordo dell'uomo Alex Zanardi che lei ha anche incontrato. Lei ha un ricordo personale, anche tra virgolette, chiamiamolo pure politico, l'abbiamo già sentito in questi giorni, ma ricordiamolo ai nostri telespettatori, la prima volta che lo incrociò fu a un banchetto. Sì, fu a un banchetto della Lega. Noi eravamo oggetto di un centro di accoglienza straordinario e quindi stavo raccogliendo le firme per impedire che ci fosse un'accoglienza diffusa di queste richiedenti asilo. E lui mi viene vicino e fa lei sa che io la penso in maniera completamente diversa da lei, ci mancherebbe altro. E da là è iniziato un confronto che dopo è diventato di stima reciproca, perché veniva a salutarci. Alla fine, prima dello spoglio elettorale, veniva a salutarci, veniva a votare, quindi una persona straordinaria, molto molto umana. Ci ha lasciato un bellissimo ricordo a Noventa. Tra l'altro lei ci ha anche detto che quando lo vedevi praticamente non si riusciva neanche a vederlo in handbike, filava velocissimo. Sì, metteva un po' i brividi, nel senso che una persona quando sfrecciava con l'handbike per il comune veramente non si risparmiava, una persona che dava il massimo e quindi correva sempre al massimo, cioè, quindi ogni tanto dicevo mamma mia aiuto, brividi, però veramente una determinazione che io raramente ho visto in vita mia. Ecco, oggi c'è lutto cittadino a Noventa Padovana, lei ha chiesto anche un minuto di silenzio proprio alle 11 quando ci sarà l'inizio delle esequie. Noventa Padovana si prepara in qualche modo anche a ricordare l'uomo Alex Zanardi intitolandogli una palestra, una via. Ci avete già pensato, Sindaco? Allora, io penso che in questo momento sia prematuro. Comunque tutte le intitolazioni, le proposte che sono arrivate saranno vagliate prima di tutto con la moglie e con il figlio, cioè nel senso che noi non prenderemo nessuna decisione se non in accordo con la famiglia a cui tutti noi ci stiamo stringendo in questo momento e in cui dobbiamo garantire, come è sempre stato dal 2021, il massimo riservo.
E infatti la comunità di Noventa Padovana ha davvero anche in questi 6 anni sempre garantito affetto straordinario alla famiglia di Alex Zanardi, ad Alex Zanardi stesso, stringendosi anche proprio in un cordone quasi di riservatezza e di protezione in questi anni. Allora davvero grazie al sindaco Marcello Bano, al sindaco di Noventa Padovana. Nicola, direi che per ora dal Sagrato di Santa Giustina ti restituisco la linea. Allora ci torniamo fra poco con Valentina Visentin, prima però sentiamo cosa ha raccontato poco fa padre Federico Lauretta a Federico Fusetti proprio poco prima della preparazione della messa. Sarà una giornata anche di grande preghiera, la gente che viene verrà sicuramente perché vuole rendere non soltanto un omaggio, ma credo che voglia veramente accompagnare Alex in questa sua ultima corsa. Da sempre Santa Giustina ha avuto il ruolo di basilica cittadina, quindi comunque per Padova è sempre stato un punto di riferimento assieme alla Basilica del Santo, e ovviamente le dimensioni della basilica quando si tratta di salutare persone che hanno avuto un impatto a livello nazionale e in questo caso non solo, anche internazionale, era giusto aprire ad Alex le porte di questa chiesa. Anche da un punto di vista organizzativo c'è anche l'aspetto pratico e quindi non è semplice gestire un flusso così alto anche di persone. Quello sì, però cercando ottimi collaboratori riusciremo ad affrontare la giornata, e vorrei fare soprattutto dire un grazie ai miei ragazzi del rugby, sia ai ragazzi della cadetta del Petrarca che alcuni ragazzi dell'Excelsior e anche qualche old che vengono a farmi un po' servizio di sicurezza, vengono in amicizia, e questa è una cosa stupenda. Un invito ai fedeli: come affrontare questo funerale? Pregare in silenzio e accompagnare veramente Alex con la preghiera, credo che sia il saluto più bello che possiamo dargli. Questo è l'invito di padre Lauretta. Avete visto e continuate a vedere anche nelle immagini che le prime file si stanno riempiendo. Nelle prime file ci sono anche i ragazzi, ovviamente la famiglia si sta aspettando l'arrivo di Daniela, del figlio Nicolò, c'è già la cognata Barbara, ma ci sono i ragazzi di Obiettivo 3, i ragazzi dell'associazione nata proprio il progetto nel 2016 per sostenere lo sport degli atleti disabili, e fra poco sentiremo anche una delle testimonianze di queste persone che avevano a stretto contatto ovviamente con Alex Zanardi, con i suoi sogni, i suoi progetti. Torniamo da Valentina Visentin, 10:20, fra una decina di minuti circa il feretro Bara Bianca scelta dalla famiglia sarà pronta a partire. Intanto Valentina Visentin con il sindaco di Padova Sergio Giordani. Vai Valentina. Sergio Giordani, sindaco, era doveroso essere qui oggi per salutare Alex Zanardi. Ci mancherebbe altro. Penso che sia tutta la nostra comunità deve a lui qualcosa. Superman sotto l'aspetto sia fisico che morale, avere tante persone di questo genere. Ha insegnato a tutti a non porsi dei limiti, a superarli e nelle difficoltà. Non mollava mai, ma questo non mollava mai sul serio. Per cui era incredibile sotto tutti gli aspetti, morale, ma proprio mollava mai. Io quando lo vedevo sfrecciare con le bike, sapendo che aveva avuto, ero sbalordito. Uno incredibile. Grazie sindaco, grazie mille. Avete sentito le parole del sindaco di Padova Sergio Giordani, che a nome dell'amministrazione è qui presente nella Basilica di Santa Giustina per il funerale di Alex Zanardi. Padre Federico Lauretta è partito pochi minuti fa in auto per raggiungere l'Opera Immacolata Concezione della Mandria per accompagnare il feretro di Alex Zanardi nel suo ultimo viaggio verso la Basilica di Santa Giustina. Intanto il sagrato si sta riempiendo di tanta gente, di tante persone che stanno continuando ad arrivare qui in chiesa per espressa volontà della famiglia. Le prime file saranno tutte occupate dai ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione di Alex Zanardi, che si chiama Obiettivo 3 perché l'obiettivo era quello di portare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 3 atleti paralimpici, e poi questo obiettivo è stato ampiamente superato, anche se purtroppo Alex a quelle Olimpiadi non c'è potuto partecipare a causa dell'incidente il 19 giugno del 2020 avvenuto a Pienza in Toscana con la sua handbike, quando si è scontrato con un camion per
questo secondo drammatico incidente che ha fermato la sua carriera di atleta paralimpico, ma anche in quel caso Alex non si era arreso e aveva superato tantissimi interventi, così come aveva superato quelle 16 operazioni, quei 7 arresti cardiaci che nel 2001 erano seguiti al drammatico incidente avvenuto in Germania, ma dalla quale si era miracolosamente ripreso e aveva iniziato quella che era stata definita la sua seconda vita, e con il grande messaggio poi che ha lasciato nel mondo dello sport, ma non solo, come abbiamo raccolto dalle tante voci dei tanti ragazzi di Obiettivo 3 che sono arrivati e che stanno continuando ad arrivare qui nella Basilica di Santa Giustina. Allora, tu hai parlato dei ragazzi di Obiettivo 3, chiedo alla regia se possiamo sentire le parole di Giulia Ruffato, raccolte poco fa proprio dai nostri inviati, proprio di Obiettivo 3. Vediamo se riusciamo a sentirla. Siamo qui tutti per ricordare Alex come gruppo, come famiglia, come associazione, stare vicini alla sua famiglia. Ha un ricordo di Alex? Ne ho tanti di Alex, ne abbiamo tanti tutti e rimangono vivi. Io ricorderò sempre quando mi ha contattata per iniziare a fare ciclismo, ma anche solo per fare 2 chiacchiere e stare in compagnia. È sempre stata una persona coinvolgente, carismatica, che non si è mai arreso, ecco, quello sì. Che cosa porterà nel cuore per sempre? Porterò adesso quello che ha fatto non tanto per me ma per tutti quelli che conosco e anche che non conosco, e questa associazione che cercheremo di portare avanti noi con il suo esempio. Una leggera pioggia, vedo qualche ombrello aperto, era previsto ma non dovrebbe essere molto forte. Andiamo in diretta con Federico Fusetti, credo che sia con Don Marco Pozza. Una mattina ero a colazione con Papa Francesco dopo la messa, avevo sotto il braccio la Gazzetta dello Sport e mi dice: ma che quotidiani leggi tu? Avvenire, questi quotidiani qua non li leggo, io leggo la Gazzetta, questo è intellettualmente il più onesto, no? E lui dice: guarda, stamattina fatalità ho scritto un pezzo perché ieri è successo un incidente grave ad un mio carissimo amico, dice, fammelo leggere. Lo legge e mi dice: ma c'hai dei bei amici tu, è una bella persona questo signore. Poi finita la colazione mi dice: ma se io ci scrivo 2 righe per Alex e tu gliele fai avere? Ho detto: Papa Francesco, penso che non ci sarebbe una carezza più bella per un uomo come Alex. Mi scrisse queste 2 righe, solo che finché le scrivevo ho detto: ma questa è una cosa troppo grande, cioè Alex non è solo un uomo, è un simbolo. Ho detto: ma cosa dici, Papa Francesco, se io invece che portargli a mano gliele faccio arrivare attraverso la famiglia della Gazzetta dello Sport, che è sempre stata la nostra famiglia? Mi dice: usale come meglio credi. Quindi ho telefonato al mio amico Piero, gli ho detto: Piero, ci mando una piccola pepita d'oro e di speranza. Ho detto: cosa dici? E da lì è nata questa piccola fessura dentro alla storia di Alex, che poi ho consegnato alla mamma e che oggi mi fa credere che lassù in cielo si possono conoscere. Quindi anche... Però questo faceva parte un po' della... quando 2 umanità semplici, quella di Papa Francesco e di Alex, si incontrano anche senza conoscerci, è impossibile che non scatti una scintilla. Quindi anche oggi, oltre che come sacerdote, come uomo, come si affronta una giornata così? Si affronta come ho affrontato il funerale di Marco Pantani, come ho affrontato il funerale di mio padre e come affronto il funerale delle persone che muoiono in carcere. La liturgia è meravigliosa perché mette tutti sullo stesso piano. Oggi per me non è uno show, oggi tributo gli onori massimi della pietà cristiana ad un amico che mi ha reso orgoglioso della sua amicizia, e questo mi ha fatto tanto bene come uomo prima che come prete. Grazie. Allora le parole forti di Don Marco Pozza, che in questi giorni aveva detto mi ha stupito, mi ha sorpreso la chiamata della moglie Daniela, che fossi proprio io. C'era un rapporto importante di amicizia, ma Don Marco è rimasto stupito e ha accettato ovviamente con una grande gioia e con grande forza. Andiamo in diretta, non so se da Valentina o da Chiara Gaiani. Qui rappresento il CONI Veneto, ma che ho la delega esplicita del Presidente Bonfiglio, quindi rappresento anche il CONI nazionale, che è qui a testimoniare la presenza. Ecco, lei diceva Alex Zanardi è stato un grande esempio, anche un grande motore che ha spinto tanti ragazzi ad avvicinarsi agli sport paralimpici. Proprio così, lo dico spesso che i grandi campioni,
con le loro imprese meritano 2 medaglie, quella che prendono e si mettono al collo sul podio e l'altra che è quella altrettanto importante che innescano il meccanismo virtuoso della pratica sportiva, quindi alimentano la base che poi in qualche modo esprimerà anche i futuri campioni, ma sicuramente aumentando la base si aumenta la cultura della pratica sportiva e si preparano campioni, ma soprattutto i buoni cittadini per l'Italia del futuro. Grazie Dino Ponchio, il CONI del Veneto. Chiara Gaiani sempre dalla Sagrato in un'altra zona, mentre fra poco partirà il feretro dall'OIC. Chiara? Sì, qui man mano si sta riempiendo la piazza, avete visto che si sono aperti molti ombrelli perché la pioggia che era annunciata è arrivata in questo momento a Padova, sta piovendo, arrivano alla spicciolata parecchi atleti di obiettivo 3, devo dire che è una grande forza quella che si legge negli occhi di queste persone. Ci sono anche delle polisportive che stanno arrivando con tutti i loro vessilli, tanta gente anche comune, tante persone che hanno un ricordo personale di Alex Zanardi. Abbiamo incrociato anche per esempio una mamma, il figlio aveva avuto un gravissimo incidente, sta ancora lottando, è andata alla presentazione di un libro di Alex Zanardi e lui ha fatto un autografo dedicato proprio a quel ragazzo. Questa mamma ha voluto essere qui oggi, è già all'interno della chiesa, l'abbiamo intervistata, la sentirete anche nelle edizioni di questa sera del telegiornale. È davvero grande, grandissimo l'affetto, lo abbiamo raccontato in tutti questi giorni attorno alla figura di questa persona che, e l'ho chiesto anche a Ivan Zazzaroni, anche lui sentirete dopo, prima che uno sportivo era sicuramente un uomo di una tempra eccezionale, un uomo che Ivan Zazzaroni ci ha detto ha preso tutto probabilmente dalla mamma, da mamma Anna, che lo ha ricordato anche in questi giorni, e che ha vissuto la difficoltà, anche la distanza da un figlio che negli ultimi 6 anni con lei parlava solo attraverso gli occhi. Ma Alex Zanardi è davvero una persona straordinaria. Ecco, io vorrei riuscire a capire, abbiamo visto alla spicciolata arrivano anche molte persone, anche tantissimi giovani in ricordo di Alex Zanardi. Vorrei farvi vedere insomma come purtroppo il tempo, ecco guardate questo cartello di una persona, adesso magari la raggiungiamo e vi facciamo vedere esattamente, scrivono gli chiediamo di fermarsi, siamo in diretta, lei ha scritto questo cartello: addio Alex Zanardi, il tuo mito non morirà mai. È qui perché vedo che ha proprio Zanardi. Ero un suo ammiratore e dopo sono stato il signore che ha legato con le fascette i piedi al go-kart dove ha iniziato a correre. Quindi quando era piccolissimo? No, se voi leggete il libro di Zanardi da Castelmaggiore, c'è un trafiletto dove gli chiedono come ha iniziato a correre con le protesi e lui ha raccontato che a Campo d'Arzo c'è un piccolo circuitino dove il signore, sono andato col figlio, il figlio non voleva correre e il proprietario, che sono io, l'ho fatto salire. Lui mi ha detto: aspetta che provo a fare un giretto. E sapete cosa mi ha detto? Stringi le fascette che non mi fanno male i piedi. Questo era Zanardi. Ascolti, questo è successo subito dopo l'incidente? Nel 2003, dove lui è stato messo a posto con le protesi e gli dicevano è impossibile che guidi. E invece noi gli abbiamo dimostrato che con le protesi era in grado di gestire il mezzo. Ascolti, quando ha fissato quelle fascette, che cosa aveva paura di fargli male? Adesso il tremore. Io avevo paura di fargli male, ma lui ha detto stringi perché ho i piedi, le scarpe di plastica. E poi è partito? E dopo è partito, per mezz'ora ha sempre corso, in go-kart, non si è mai fermato. Il sabato dopo è venuto con i medici americani a mostrargli che lui era capace di guidare con le protesi, che questo è un insegnamento che dobbiamo mettere al mondo. Uno che è alle protesi ha detto cosa vuol dire lasciarlo? E se ci sono le Paralimpiadi, signori, è merito a Alex Zanardi, ricordatevi che è merito suo. Possiamo chiedere il suo nome? Roberto Gamba.
Ah, quindi è il circuito quello di Via Piova Campodarsego dove tutti si allenano. Bravissimo, signor, bravissimo. Ci racconta nuovamente. E là è stata così, no, siamo in diretta un attimo, finiamo la diretta, vi facciamo rivedere il cartello che ha dedicato ad Alex Zanardi. Alex non morirà mai, ricordatevi, Alex Zanardi è un esempio di vita per tutti i giovani, no dare a spritz e stare tutto il giorno là, devono fare qualcosa i giovani. Ecco, ringraziamo davvero e lo lasciamo ai colleghi. Allora, ecco, Chiara, ci tiriamo fuori da tutto questo. Bellissimo questo messaggio. Volevo capire anche da te o da Valentina Visentin se c'è qualche altro volto noto o vedete in arrivo, perché sono attesi, lo sappiamo, ad esempio Gianni Morandi, Beppe Vio, ovviamente il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, il Ministro dello Sport Abodi, forse Giovanotti, che gli ha dedicato anche delle parole che fra poco più tardi sentiremo il giorno dopo la sua morte. Velocissima Valentina, poi cerchiamo di capire anche con Marta Zatta, c'è forse qualche minuto di ritardo per la partenza del feretro di Alex Zanardi. Valentina, solo un flash e poi così sentiamo anche le parole di Ivan Zazzaroni. Sì. Infatti vediamo adesso che è appena arrivato Luca Zaia, che sta entrando in chiesa in questo momento. Doveroso essere qui per Alex Zanardi. Beh sì, Alex io l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo, un grande l'emblema della positività, perché poi da quell'incidente del 2001 nel quale ha perso le gambe poi c'è stata tutta una rimonta. Poi ricordiamo un atleta paralimpico che ha vinto un sacco di ori, penso a Rio, penso all'argento di Londra, quindi anche un palmarès di tutto rispetto nonostante quello che fosse accaduto. Un atleta che aveva anche un forte legame con il Veneto, con Padova in particolare. Beh, decisamente sì, guardi, io l'ultima volta che l'ho incontrato era per un'iniziativa benefica per fare dei pozzi a una scuola in Sud Sudan, tanto per dire quanto legato era al nostro territorio, perché era promossa poi da Veneti questa operazione, da imprenditori veneti. Lui era attento al sociale e poi dava sempre messaggi positivi, no? I famosi 5 secondi, no? E non concentrarti su quello che non hai fisicamente, ma concentrarti su quello che hai. Lui lo ha dimostrato, ha perso le gambe e ha continuato a vincere, a fare ori paralimpici e argenti paralimpici. Per quel che vediamo fin qui è come se star vicino ad Alex non richiedesse una presenza fisica, no? Anche la compostezza voluta dalla famiglia. Beh, assolutamente. Ha indirizzato anche questo tipo di partecipazione? Beh, assolutamente sì, guardi, io faccio le mie condoglianze a Daniela e a Nicolò suo figlio. Lui è sempre stato molto legato alla famiglia, noi siamo riusciti, io ho avuto dei contatti con Daniela quando ha fatto l'ultimo incidente del 2020, poi lui è un po' peregrinato in giro per gli ospedali, poi è venuto qui all'azienda ospedaliera di Padova, insomma gli abbiamo voluto tutti bene. Cosa resta di Alex? Resta il messaggio, solo i pessimisti non fanno fortuna, mi permetto di dire una cosa che dico sempre io, ma che comunque era la sua cifra, no? Cioè non concentrarsi sempre sul proprio potenziale dimenticando quello che non si è. Come quando ha perso le gambe? Beh, nel 2020, lui nel 2001 ha perso le gambe e ha dimostrato che concentrarsi sull'altra parte del corpo che è rimasta gli ha permesso di diventare atleta paralimpico vincendo gli ori, Rio, vincendo a Londra e molto altro ancora, quindi un palmarès di tutto livello. L'ho avuto con le 4 ruote e l'ho avuto anche con l'handbike. Valentina, scusa, torniamo all'interno della Basilica. Sì. Abbi pazienza un attimo perché ci chiede la linea Federico Fusetti dalla Basilica, dall'interno della Basilica di Santa Giustina, perché manca davvero poco all'arrivo del feretro. Quindi Federico, a te, così poi vediamo se riusciamo a sentire anche le parole di Ivan Zazzaroni che abbiamo intravisto, insomma, tra i banchi, perché l'ha sentito poco fa, credo, Chiara Gaiani. Federico. La cerimonia è stata, sgomberata. Sentiamo poco col microfono, ecco, fammi la cortesia, grazie. Ecco, forse adesso meglio. Adesso. Eccoci qui, dicevo un ultimo flash per darvi un aggiornamento sulla situazione. L'area davanti all'altare che è stata sgomberata ovviamente per l'arrivo di Alex Zanardi, è entrato il Presidente della Regione Alberto Stefani, che è in prima fila insieme al Sindaco Giordani. Ci sono tutti i ragazzi di Obiettivo 3, cioè tutti gli atleti dell'associazione, del gruppo di Alex Zanardi che sono proprio davanti, tanto è vero che sono state... Sì. Federico, riesci ad avvicinare il Presidente Stefani per una battuta veloce?
No, abbiamo già provato, adesso da qui non ci possiamo più spostare davanti e quindi avevamo provato a intercettarlo ma non siamo riusciti. Ti lascio un secondo perché credo che Valentina Visentina abbia, se non sbaglio, il sindaco di Bologna, Lepore. Diciamo, dopo la difficile carriera, la difficile vita che ha avuto, manteneva sempre il sorriso. C'era un tratto, diciamo, della nostra città nel suo carattere. Io credo che tutta l'Emilia Romagna sia nel sorriso di Zanardi. Noi abbiamo voluto consegnare come Bologna il Nettuno d'Oro, lo abbiamo fatto perché abbiamo riconosciuto in lui il volto più bello della nostra terra e credo che davvero abbia nel carattere e nello spirito detto cosa può essere anche chi viene dalle nostre parti. Insomma. Oggi anche a Bologna è lutto cittadino. Sì, oggi è lutto cittadino a Bologna. E credo che davvero tutti i bolognesi in questo momento ricordino un Alex Zanardi che ha fatto davvero gioire tanti, ma anche avere compassione per una storia che sicuramente ha colpito e ha dimostrato con la sua forza d'animo quanto sia possibile ottenere dei risultati ma allo stesso tempo rimanere uno della comunità. Credo che davvero sia l'amico che tutti avrebbero voluto avere. Insomma. Avete pensato da un modo particolare per celebrare? Sì, ne parleremo con la famiglia, ma sicuramente Bologna ricorderà Zanardi perché è una di quelle figure che rimangono nella storia. Sento, un ricordo personale. Ma il ricordo personale noi l'abbiamo visto in tante situazioni, il Nettuno d'Oro quando l'abbiamo consegnato, io ai tempi ero assessore, non ero sindaco, lui fece un discorso bellissimo e molto umile nel quale spiegò che era una persona che più che un eroe era una persona che aveva avuto molta visibilità ma che tanti altri ogni giorno ottenevano risultati con la forza d'animo che lui aveva messo. Grazie mille, si portava in giro tanti messaggi, non ultimo anche quello dell'essere un bolognese buono. Ci spostiamo, andiamo. Allora, lasciamo Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, come diceva anche Valentina Visentin, lutto cittadino ovviamente anche a Bologna, è stato ricordato anche in Consiglio Comunale. Non so, ho visto Chiara Gaiani, Chiara vuoi dirci qualcosa? Io fra poco andrei da Marta Zatta, se siete d'accordo, quando è pronta ovviamente. E in attesa anche di capire, però restiamo concentrati sul sagrato, cercando di capire anche l'arrivo, credo, di Bevio, Gianni Morandi, insomma di chi poi sta per arrivare per salutare grandi amici ovviamente di Alex Zanardi. Marta Zatta che si trova su sulla strada che poi vedrà passare il feretro, è così Marta? Sì, esatto, proprio a momenti dovrebbe partire il feretro dal sagrato della chiesa, noi ci stiamo spostati perché la famiglia ha chiesto riservatezza, non voleva appunto che prendessimo proprio il momento esatto, quindi noi comunque ci troviamo a lato della struttura dell'OIC, appunto la struttura dell'Opera Immacolata Concezione, come abbiamo ricordato prima con la direttrice del personale Chiara Serafin, che negli ultimi 3 anni ha ospitato Alex Zanardi. Giusto per dare anche qualche informazione per chi non fosse di Padova, si trova nel quartiere Mandri ed è stata proprio la prima uscita pubblica anche del presidente Alberto Stefani il giorno dopo alla sua elezione. Si tratta di una struttura che accoglie persone in forte fragilità come lo era appunto Alex Zanardi, l'ho accompagnato proprio negli ultimi momenti della sua vita. Lui è purtroppo morto il 1° maggio e proprio fino al giorno prima la moglie Daniela, con la quale era sposato da oltre 20 anni, era lì con lui a tenergli la mano, parlando prima anche con la direttrice. Era una persona estremamente amata all'interno di questa struttura, tanto che c'era anche proprio una gigantografia all'interno della struttura firmata da lui, così che insomma tutte le persone che potevano accedervi potevano notare insomma la presenza forte di Alex Zanardi. A momenti proprio dovrebbe partire il feretro. Ecco, forse si sta muovendo qualcosa, vedo le macchine forse dei familiari che stanno uscendo dal sagrato, no, forse
Sì, si sta muovendo qualcosa, adesso dovremo vederlo uscire proprio dalla curva e da qui appunto partirà il viaggio, insomma, verso Santa Giustina. Come ricordavamo anche prima, Alex è qui dal 2022, dopo che c'è stato insomma l'incendio ai pannelli fotovoltaici nella sua casa di Noventa Padovane, appunto incendio che aveva anche insomma compromesso i macchinari insomma ai quali era legato, e qui appunto il passaggio agli ospedali anche di Padova, di Vicenza insomma per le cure. Eccolo, ecco, vediamo insomma le macchine uscire, queste ecco, accompagnati anche dalla polizia locale che insomma scorteranno le macchine dei familiari che vediamo insomma dalle riprese di Nicoletta Rizzetto passare, insomma è iniziato il corteo delle macchine. A breve dovremo vedere insomma anche quella che trasporta Alex Zanardi. Allora teniamo, sì, Marta, teniamo la linea qui. Teniamo la linea qui, magari dico, ecco Francesco, teniamo magari in doppio schermo questa immagine, e così ecco, la macchina della polizia locale sta a significare che sta veramente per partire il feretro. Non so se nel frattempo abbiamo Valentina Visentir per darci qualche aggiornamento dal Sagrato, mantenendo però anche questa immagine, perché la partenza significa che fra poco il feretro, non ci vuole molto, sarà di fronte alla chiesa, e quindi sta per arrivare anche da voi, ecco, questo è il concetto. Valentina. Restiamo intanto con queste immagini. È iniziato a scendere la pioggia, ma non ha... Sì, qui a Santa Giustina è iniziata a scendere la pioggia, ma la pioggia non sta fermando le tante persone che stanno continuando ad arrivare in chiesa, ma anche sul Sagrato, per poter guardare il funerale attraverso il maxi schermo che è stato posizionato. Avete visto, è arrivato Luca Zaia, è arrivato il sindaco di Bologna con un suo ricordo personale di Alex Zanardi, poi c'è il sindaco di Padova, abbiamo visto il senatore De Poli, tante le istituzioni che stanno arrivando. A breve dovrebbe arrivare anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che per oggi ha proclamato il lutto regionale. Scusami Valentina, in questo momento il passaggio, scusami Valentina, il passaggio del feretro di Alex Zanardi proprio di fronte alle nostre telecamere, quindi il percorso che porterà al Sagrato. Scusami Valentina. Giustamente questa adesso è l'immagine, perché all'inizio dell'ultimo viaggio di Alex, che quindi se è partito adesso dall'Opera Immacolata Concezione, nel giro di 15 minuti, massimo 20, dovrebbe arrivare qui a Santa Giustina, un percorso che è stato definito e che lo porterà a passare anche davanti alla Basilica, alla Basilica del Santo. Vediamo intanto chi sta arrivando, perché c'è molto movimento e quindi molto probabilmente sta arrivando qualcuno. Sì. Il presidente del CONI, dovrebbe averlo la nostra collega Chiara Gaiani. No, l'abbiamo già sentito però Dino Ponchio. Se dai la linea a Chiara dovrebbe essere... Scusa, sì. No, nazionale con Malagò, e la collega Chiara Gaiani lo sta intervistando adesso. Un ricordo di Alex. Qua, credo qua, no? Possiamo fermarci? Abbiate pazienza, ragazzi. Il nostro ricordo. Ragazzi, abbiate pazienza. All'uscita facciamo tutto, vi prego. Perdonateci. C'è un po' di ressa, ovviamente. Perdonateci. C'è un po' di ressa, allora forse lo farà dopo, credo, l'intervista Malagò, che lo ricordiamo non è più, è stato fino al giugno di quest'anno presidente del CONI, peraltro in corsa anche per la Lega Calcio. L'uomo insomma delle Olimpiadi Milano Cortina, della Fondazione Milano Cortina, ex presidente del CONI, che è entrato in questo momento in chiesa, ma ha chiesto di poter parlare dopo la cerimonia. La Basilica di Santa Giustina è gremita, come vedete. Valentina resta in presidio sul Sagrato, perché credo che ci sia ovviamente l'arrivo, dovremo vedere appunto l'arrivo del feretro, e poi anche i nomi che mancano all'appello
dei tanti amici, non solo dal Veneto, di Alex Zanardi. Allora, restiamo così, io direi, facciamo sentire le parole di Ivan Zazzaroni, pronti però a stopparli immediatamente nel momento in cui no, eccolo qua, Alberto Tomba, andiamo da Alberto Tomba, lo vediamo arrivare, Alberto Tomba è arrivato, bolognese, un altro bolognese doc, che ci ha messo no, anche le Olimpiadi che ha vinto tutti. Che eredità lascia? Ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo. Attenzione che stiamo facendo male a un signore, ragazzi. Allora, Alberto Tomba molto velocemente è entrato, un altro grande atleta italiano di Bologna come Alex Zanardi, fra poco dovrebbero arrivare altre personalità e poi il feretro. Alex Zanardi, una notizia, quella della sua morte, che è trapelata poi sabato 2 maggio, vediamo anche il questore di Padova Marco Dorisio in questo momento. 2 maggio la notizia ferale, la morte di Alex Zanardi la sera prima proprio all'OIC, 59 anni, gli ultimi 6 a combattere per riprendersi dall'ennesima beffa del destino nei suoi confronti e poi purtroppo la fine di questo viaggio, di questo percorso straordinario che davvero ha ispirato tantissime persone. Fra poco nella seconda parte di questa nota diretta avremo Sandra Truccolo, atleta paralimpica straordinaria veneziana, che ci racconterà della sua esperienza anche con Alex Zanardi. Avremo anche con noi una psicologa dello sport, la forza mentale di Alex Zanardi, quella che ha ispirato davvero tutto il mondo dello sport. Si diceva ieri a Ring, abbiamo a lungo parlato di Alex Zanardi, quanto ha fatto del bene anche allo sport e allo sport paralimpico l'esperienza di Alex Zanardi. Allora, vediamo se riusciamo a intercettare qualcuno fuori. Vedo Chiara Gaiani. Noi dovremmo riuscire a intercettare anche l'arrivo ovviamente del feretro, quindi magari vi chiedo, Chiara e Valentina, che siete sul Sagrato, magari uno cerca di stare più vicino per... Ecco, Bebe Vio la vediamo all'interno, vediamo Bebe Vio, quindi Bebe Vio è entrata nella chiesa di Santa Giustina, un'altra grande amica di Alex Zanardi. Il suo messaggio dopo la morte è che grazie a lui l'ispirazione, diciamo prima quanto ha ispirato Alex Zanardi, ecco, l'ispirazione e l'esperienza di Alex Zanardi hanno regalato poi anche la forza a Bebe Vio di fare quello che ha fatto. Un'altra grande testimonianza quella di Bebe Vio di non lasciarsi abbattere dal destino, e Bebe Vio, omaggiando Alex Zanardi, ha detto: grazie a te io ho fatto tante cose, in questo caso nella scherma. Quindi c'è Bebe Vio, come si diceva, vicino vediamo il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Restiamo su Bebe Vio con questa immagine, ma andiamo anche fuori da Valentina Visentin, perché la vedo inquadrata, non so se ci deve raccontare qualcosa. Restiamo però anche su queste immagini. Valentina. Sì, infatti hai detto che è arrivata Bebe Vio ha accompagnato Giovanni Malagò all'ingresso della Basilica, non si sono voluti fermare con i cronisti, nessuna dichiarazione, forse qualche parola la diranno al termine della celebrazione. Avete visto entrare, sono stati momenti anche piuttosto concitati anche Alberto Tomba, Emiliano come Zanardi. Stiamo attendendo appunto, come vi dicevo, l'arrivo del presidente del Veneto Alberto Stefani, ma piano piano la chiesa si sta riempiendo, anzi forse non c'è già più spazio dentro a Santa Giustina e quindi la gente si sta fermando
già al di là delle transenne per poter appunto seguire la celebrazione dal maxi schermo. Avete visto, sì, è vero, ci sono tante personalità, ovviamente i momenti concitati quando arrivano, ma è tanta la gente che sta venendo qui proprio per salutare Alex in questo suo ultimo viaggio. Vi dicevo che il feretro sta per arrivare qui a Santa Giustina e dovrebbe passare anche davanti alla Basilica di Sant'Antonio, quindi un percorso per rendere veramente omaggio a questo grande uomo, non solo un atleta, un grande uomo, una persona che, come ha ricordato anche Bebe Vio, ha saputo dare la forza a tanti che pensavano che la propria vita fosse finita. Invece lui ha sempre insegnato a non arrendersi mai, a superare anche con difficoltà i propri limiti. È imponente lo schieramento anche di testate nazionali per appunto qui a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, che ormai è abituata ad ospitare grandi funerali come quello di Giulia Cecchettin o i funerali di Stato dei 3 carabinieri morti a Castellazzano, e che oggi appunto celebra l'addio a questo grande campione di sport e di vita come Alex Zanardi. A breve dovrebbe appunto arrivare il feretro, ovviamente accompagnato dai familiari, dalla mamma Anna, dalla moglie Daniela e dal figlio Nicolò, che in questi anni sono sempre stati accanto ad Alex subito dopo l'incidente del 2020, mantenendo una grande riservatezza, un grande riservo attorno alle condizioni del campione, che è stato ricoverato prima all'ospedale di Vicenza, poi a quello di Padova e poi finalmente trasferito a casa, e nell'ultimo periodo all'Opera Immacolata Concezione. Quindi in questi ultimi anni la famiglia ha sempre cercato di mantenere il più stretto riservo sulle condizioni di Alex. Mamma Anna, che nonostante vivesse a Castelmaggiore a Bologna, ogni domenica veniva qui a Padova per salutare, per passare delle ore con il figlio, facendogli ascoltare le sue canzoni preferite, trascorrendo appunto del tempo con lui. Mamma Anna, che oggi sarà qui per l'ultimo addio a questo ragazzo, a questo figlio prodigioso, come lo ha sempre definito. Allora, resta ovviamente sempre allerta, non so, chiedo alla regia Francesco Seron se c'è anche un Federico Fusetti disponibile dall'interno in questo momento, se no andiamo da Chiara Gaiani, direi, perché Marta Zatta si sta spostando ulteriormente. Poi Marta Zatta, che abbiamo visto, ci ha raccontato in diretta la partenza del feretro, si sposterà poi verso Noventa Padovana, dove oggi è lutto cittadino e quindi c'è un dolore a distanza. Ci sono molti cittadini di Noventa Padovana che sono presenti ovviamente sia all'esterno che all'interno della chiesa. C'è anche il sindaco, chiaramente poi qualcuno lo seguirà anche da Noventa Padovana. Vediamo Alberto Tomba vicino al questore di Padova Marco Odorisio, c'è nelle vicinanze anche Giovanni Malagò e c'è vicino Bebe Vio con anche Alberto Stefani, il presidente della regione. Allora, Chiara Gaiani. Sì Nicola, allora come vedi Prato della Valle si sta preparando per accogliere l'arrivo del feretro di Alex Zanardi. In questo momento il traffico è bloccato in questa zona della città che di solito è molto animata. C'è già uno schieramento di forze dell'ordine ai lati della strada, pronti in attesa dell'arrivo del feretro di Zanardi. Carabinieri, vigili del fuoco, agenti di polizia e anche della polizia locale. Sul Sagrato tantissimi ombrelli aperti, perché nonostante la pioggia c'è veramente tantissima gente che sta aspettando di poter salutare per l'ultima volta quello che è stato davvero un campione dello sport. Nel frattempo, Chiara, vediamo un campione della resilienza. Scusami Chiara, resta in linea, vicino al Presidente della Regione Stefani si è seduto in questo momento il Ministro dello Sport Andrea Abodi. A questo punto credo che manchi l'appello soltanto Gianni Morandi, se non è già entrato, ma l'avremmo credo visto. Ministro dello Sport Andrea Abodi. Si stanno arrivando un po' tutti alla spicciolata. Sì. Il Ministro dello Sport Andrea Abodi l'abbiamo visto con Alberto Stefani. Valentina Visentin è più vicina al Sagrato, c'è Don Marco Pozza, ci dice che è sulla porta della chiesa, quindi manca davvero pochissimo
all'arrivo, e quindi restiamo con queste immagini. Abbiamo visto poco fa in diretta la partenza del feretro. La famiglia ci ha chiesto di non vedere proprio la partenza dall'OIC. È questa riservatezza che ha sempre avuto la famiglia di Alex Zanardi in questi anni, ovviamente dopo l'incidente del 2020, grande riservatezza, grande riservo, sempre molto affetto, ma anche nei confronti ovviamente dei cittadini, ma anche una grande riservo. Ed è lo stesso riservo con il quale hanno chiesto davvero a tutti i media e le televisioni di non riprendere in diretta la cerimonia funebre. Ovviamente una richiesta che rispettiamo, e quindi quando inizierà la messa noi continueremo la nostra diretta raccontando chi era Alex Marangon. Ecco il corteo con il feretro che sta raggiungendo Santa Giustina. Non so se abbiamo già pronte o Valentina Visentino, Chiara Gaiani. Io ci sono, Nicola, qui Valentina. noi lo vediamo dalle scalinate di Santa Giustina. Dalle scalinate di Santa Giustina lo vediamo arrivare. Don Marco Pozza, come vi dicevo, è già sulla porta ad attendere il feretro per accompagnarlo all'interno della basilica. Con il feretro appunto c'è la moglie Daniela e il figlio Nicolò e la mamma Anna. Adesso qui sul sagrato è calato il silenzio e tutti in maniera composta stanno cercando il proprio modo, il proprio ricordo di Alex per salutarlo in questo suo ultimo viaggio, in questa sua ultima pedalata. Anzi, come ha detto Giovanotti, spero che adesso tu stia pedalando ovunque tu sia. Ecco, questo è anche il bel messaggio di tanti big che lo hanno voluto ricordare in questi giorni con tanti messaggi. Sta facendo ingresso proprio adesso sul sagrato della chiesa il carro funebre, lo vedete inquadrato proprio in questo momento. Allora io lascerei parlare in questo momento parlare le immagini. Sì. Ma Valentina, sì, allora lascerei parlare in questo momento proprio le immagini, perché è un momento particolare questo, davvero come dicevi tu è l'ultima tappa del viaggio. Allora restiamo un attimo così per questo momento di grande emozione. Allora l'abbraccio di Daniela, la moglie, a Don Marco Pozza. E in questo momento avete sentito l'applauso, questo Nicolò, figlio. Nicolò il figlio che è arrivato, una bara bianchissima, bara chiara, rose bianche. La purezza dell'animo, verrebbe da dire, di Alex Zanardi, che aveva questa grande forza, l'abbraccio intenso
con la mamma Anna, abbracciata da Don Marco Pozza, una mamma che ha un'altra forza straordinaria, si diceva con le parole di Ivan Zazzaroni che sentiremo più tardi, insomma questa forza lui l'ha presa dalla mamma, e la mamma, pensate, che ha dovuto tenere forza, dare forza al figlio, dare forza alla famiglia, nonostante i tanti drammi. C'è un altro applauso, vedete il figlio Nicolò sta salutando, la famiglia sta salutando, grazie a tutti, ecco, abbiamo visto queste frasi, grazie a tutti, ha detto Daniela, è l'affetto di tutti per Alex Zanardi, un bacio alla folla. E lo dicevamo, mamma Anna che ha perso il marito, la figlia in un incidente, adesso anche Alex, sono tempeste della vita che questa donna ha dovuto sopportare e sta sopportando con grande forza e con grande dignità, come tutta la famiglia di Alex Zanardi, da Daniela a Nicolò, ispirati, verrebbe da dire, proprio dalla forza dello stesso Alex, che diceva: io sono un uomo fortunato. E verrebbe da dire, incredibile che lo dica Alex Zanardi, eppure era proprio la sua forza, la sua ispirazione, quella che ha illuminato tutti, una luce, una figura che illumina il nostro sport, ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in queste ore. Allora, sta per iniziare la messa, come vi dicevamo. La celebrazione, ecco, la famiglia ha chiesto che non venisse trasmessa in diretta la celebrazione, vogliono che sia un momento, diciamo, per le persone che sono all'interno, c'è ovviamente il maxi schermo all'esterno, ma insomma è una decisione che noi rispettiamo e quindi in questa seconda ora, fino alla fine poi della celebrazione, ci parleremo ovviamente sempre con i nostri inviati, ma anche e soprattutto con chi ha conosciuto Alex Zanardi, risentiremo le parole di Alex Zanardi in questi anni, la storia di Alex Zanardi. Non so se Valentina vuoi dare un ultimo veloce flash dal sagrato. Sì, Nicola e Leo, vedete ancora la gente che sta, le ultime persone che stanno entrando, è stato davvero un momento di grande commozione anche per noi che eravamo qui, vedere arrivare il feretro di Alex Zanardi, una bara chiarissima ricoperta di rose bianche. Quando la bara è uscita dal carro funebre c'è stato un grande la folla che era in silenzio ha urlato bravo Alex e gli ha fatto un lunghissimo applauso, un applauso che è stato un abbraccio per la moglie Daniela e il figlio Nicolò, che avete visto hanno rivolto un bacio alla folla ringraziandoli, straziante il lungo abbraccio che c'è stato tra mamma Anna e Don Marco Pozza prima di entrare in chiesa. Come giustamente hai ricordato tu, una mamma che ha superato 1000 tempeste nella vita, perché ha perso una figlia, Cristina, nel 1979, poi il marito e infine adesso sta salutando il suo ultimo figlio, Alex, figlio di cui era tanto orgogliosa, come ha sempre ribadito nel corso degli anni. E adesso qui tanta gente si è affollata davanti al maxi schermo, da dove appunto si potranno vedere i funerali che per volere appunto della famiglia non verranno trasmessi in diretta, ma che appunto noi poi continueremo a raccontare nel corso di quest'ora e anche nelle edizioni seriali dei nostri telegiornali. Quel che è da registrare, Nicola, è davvero la grande emozione, il grande affetto che tutte queste persone stanno tributando ad Alex Zanardi. Allora, mentre inizia la cerimonia, facciamo sentire due persone, due voci. Lo avevamo detto prima, l'omaggio prima di Giovanotti, le parole che proprio mentre era in bicicletta ha dedicato ad Alex Zanardi il giorno dopo la sua morte, e poi quanto raccolto con il giornalista Ivan Zazzaroni poco prima
dell'inizio della messa. Quindi prima Giovanotti, chiedo la regia, e poi insieme subito dopo Ivan Zazzaroni. Dedico questa pedalata al grande Zanardi, mio coetaneo, stessa età, che ieri se n'è andato. È stato un eroe per me e per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male, per gli sportivi, per tutti. Un esempio, una grande persona. Ciao Alex, pedala libero per l'universo. La telefonata del 2001, 15 giorni dopo l'incidente, quando riaccese il cellulare e scherzava. E io non riuscivo a capire per quale motivo scherzasse, non aveva le gambe, aveva la vita e l'aveva recuperata in un modo impressionante. E un mese dopo mi disse: Ivan, ti farò una sorpresa, e si alzò in piedi ai caschi d'oro. E una delle emozioni più forti della mia vita, ma lui era questo, è indescrivibile. Io ti dico sinceramente, non ho mai capito da dove traesse questa forza. Forse ieri sera la telefonata della mamma è stata molto molto chiarificatrice, da lei, da Anna, perché era molto amica di mia madre e mi raccontava cose incredibili di lei, ma ieri sera la serenità con la quale ci siamo parlati è stata sconvolgente, te lo dico sinceramente, mezz'ora di telefonata incredibile. Ci ha insegnato moltissimo. Ci ha insegnato delle cose che forse noi non siamo in grado di capire, perché questa reazione assoluta a tutti i problemi, gli incidenti della vita, considera che ha perso il papà, ha perso la sorella, eppure lui sfidava continuamente se stesso e la vita, il grande ottimismo e la grande reazione. Ecco, la cosa più bella che ho pensato è tutto quel bene che ha fatto alle persone con portatori di disabilità, le ha fatte uscire di casa, no? Le persone che pensavano che non ci fosse più vita oltre la disabilità, invece lui è riuscito a fargli capire che si poteva vivere anche con un handicap fisico. Un grande sportivo, ma anche un grande uomo. Per forza, però io credo inarrivabile, era superiore, era indubbiamente superiore, perché se noi ci medesimiamo in tutto quello che lui ha vissuto, sofferto, sia privatamente che anche personalmente, non siamo in grado di immaginare qualcosa di... Noi in grado di fare le cose che faceva lui, ecco, questo io non sono in grado, penso che sarei depresso dalla mattina alla sera, invece grazie a Dio esistono persone come lui, come Bebe, come Giusy, Versace, che hanno fatto veramente loro hanno fatto veramente qualcosa di importante. Ieri sera pensavo una cosa che può essere anche una battuta, però senza gambe ha lasciato un'impronta incredibile. Pensa, credo che questa è la sintesi di Alex. Un rapporto particolare proprio con i giovani. Ma io spero che sia veramente ci sia l'emulazione anche di Alex da questo punto di vista, perché sia a livello, lui era personaggio, perché lui era un grande affabulatore, un grande raccontatore, infatti la televisione se ne accaparrò subito. Sì, è un esempio, sicuramente un esempio che purtroppo tanti non seguiranno, forse perché è inarrivabile da questo punto di vista, incredibile, quello che lui era incredibile. Qualcosa dell'Alex? Lascia quello che ti ho detto, lascia la libertà che ha concesso a tante persone con disabilità, la libertà di vivere una vita. Gli ha detto: ragazzi, si vive serenamente anche con quello che ci resta, fondamentalmente, no? Con quello che siamo, e poi se a qualcuno non va bene, che se ne frega. Allora, così Ivan Zazzaroni, senza gambe, ha lasciato un'impronta, questa frase particolare che sintetizza un po' l'esperienza di Alex Zanardi. L'abbiamo detto, lo diceva anche lui, io non ce l'avrei mai fatta, ci vuole una grande forza che diventa poi un grande esempio. Allora, chi era Alex Zanardi? Cosa ha rappresentato Alex Zanardi? Lo raccontiamo
ora e con due graditissime ospiti. La prima è un altro grande esempio di resilienza ed è Sandra Truccolo, grazie per essere con noi, campionessa paralimpica di tiro con l'arco, che ci racconterà un po' il suo Alex Zanardi. Grazie per essere con noi. E poi Erika Mestriner, psicologa dello sport. Grazie. Sì, buongiorno. Grazie e buongiorno, perché dobbiamo capire anche la forza mentale, si è detto, di Alex Zanardi, e quindi che meccanismo scatta in queste persone, come si superano queste difficoltà. Io parto ovviamente da Sandra Truccolo. Un destino comune, un incidente, come è successo poi ad Alex Zanardi. Nel caso di Sandra Truccolo, mi corregga se sbaglio, dopo inizia la passione per il tiro con l'arco. Allora, la prima cosa che le chiedo è il suo Alex Zanardi, com'era? Allora, io l'ho conosciuto parecchi anni fa a casa di amici, in una cena con amici comuni, e non aveva ancora iniziato a fare di bike, quindi facevo ancora le gare con le auto, e ho conosciuto comunque una persona stupenda, con un entusiasmo, una voglia di vivere, dove mi ci sono anche rivista, perché comunque, come giustamente hai detto, abbiamo avuto tutti e due un incidente molto grave per tutti e due, ma comunque tutti e due abbiamo trovato la forza e la voglia di continuare a vivere, e lo sport credo sia stato quello che ci ha aiutato in modo particolare sia a me che Alex. Come le ha raccontato? Immagino che abbiate parlato, no? Delle vostre esperienze. Sì, qualcosa, ma non molto, nel senso che poi parlare degli incidenti io preferisco sempre di guardare oltre, no? Esatto, lasciar perdere e parlare della vita successiva, possiamo chiamarla così. Le tante vite, no? Si hanno tante vite, anche Sandra Truccolo, insomma, sì. Poi una vita che diventa di successo, le medaglie e i successi. Quando ha saputo che Alex non c'era più, cosa ha pensato? Beh, ovviamente un grande dolore, dispiacere, perché è un atleta, ma non solo un atleta, un uomo, un presentatore, perché poi ha fatto tante cose, che è rimasto, penso, nel cuore a tutte le persone, per la sua simpatia, empatia, insomma, veramente una persona eccezionale. E tutti facevamo il tifo per lui, speravamo che potesse farcela anche questa volta. E purtroppo non è stato così, quindi un grande dispiacere da questo punto di vista. Si diceva in questi giorni che l'esperienza di Alex Zanardi ha davvero dato una spinta al movimento paralimpico, e così quanti hanno intrapreso questa attività con questo esempio? Sicuramente lui ha cambiato la percezione di quello che è lo sport paralimpico, forse perché era già famoso un po', forse perché riusciva comunque a comunicare, a trasmettere ai ragazzi e alle ragazze questa forza, questa voglia di potercela fare nonostante tutto. E quindi lui ha dato una svolta decisiva, direi, perché lo sport paralimpico, soprattutto dopo Londra 2012, ha cominciato ad avere molta più visibilità. Io ho smesso nel 2004 con Atene, e sì, le persone sapevano delle Paralimpiadi, ma molto poco. Era si meno vedeva seguito, molto poco, sì, c'era meno forza assolutamente, assolutamente. E da Londra invece c'è stato, proprio si è visto che c'è stata una svolta nel movimento, nel riconoscere questo movimento paralimpico. Bebe Vio, che peraltro si è ispirato sicuramente proprio a Alex tutti Zanardi, atleti, no? Quindi che hanno saputo dare un'impronta positiva e far conoscere di più il mondo paralimpico, lo sport paralimpico. Allora, fra poco sentiremo anche proprio le parole di Alex Zanardi. Erika Mestriner, Sandra Truccolo, un incidente, uno può dire basta, è finita, cosa faccio? Alex Zanardi, un incidente e si riprende. Cosa scatta in queste persone? Cioè, cosa scatta? Qual è la forza che porta queste persone a dire io prendo in mano la mia vita? Sì, quello che un po' la storia ci insegna, ma anche questi grandi atleti e uomini e donne prima che atleti, è proprio il fatto che tante volte nei momenti di difficoltà si riesce a trovare questa forza che magari prima non si pensava neanche di avere. Quindi il concetto che spesso viene associato ad Alex è quello di resilienza.
quindi un insieme di fattori che poi l'hanno portato a essere l'uomo, l'esempio, il modello, che poi ha ispirato anche tanti atleti, atlete olimpici e paraolimpici a poi perseguire. Quindi tante volte è proprio nella difficoltà che emerge questa grande forza che questi atleti e queste persone hanno, e quindi direi che è proprio un insieme di fattori che in qualche modo Alex Zanardi incarnava nella sua persona e nel suo essere atleta e anche modello da seguire, esempio. Proprio per questo, probabilmente anche grazie alla sua notorietà, è diventato poi l'uomo che tutti noi oggi conosciamo e che viene elogiato con tante parole di ammirazione e di gloria. Perché poi gli sportivi hanno delle personalità particolari, sono sottoposti anche a pressioni, alla pressione del risultato. Spesso avete a che fare con sportivi che magari vanno in depressione per il risultato, quindi situazioni completamente diverse, e poi però vedono magari invece un esempio di chi sembra poter aver perso tutto e invece si riprende mano. Può essere, è stato e sarà un esempio anche per chi subisce delle cadute, diciamo, anche mentali per uno sportivo? Assolutamente. In tanti articoli in questi giorni che sono stati scritti su Alex si raccontava proprio di quanto lui promuovesse lo sport come momento di intanto per creare una passione, per creare un impegno per queste persone che magari non sempre sono vicine al mondo dello sport. E poi c'è un altro fattore che mi sembra interessante condividere, è proprio quello di queste figure con questa personalità così importante come quella di Alex. Lui, come ci diceva prima, era un atleta anche prima dell'incidente, e quindi probabilmente questa sua personalità di ricercare il brivido, ricercare il rischio, è quello che poi l'ha fatto diventare il campione che è diventato poi anche a livello paraolimpico. Si chiama sensation seeking, quindi la ricerca di proprio il piacere nel brivido, nel fare qualcosina in più, nel tenersi impegnati, una grande motivazione a ricercare proprio questa attivazione fisica e mentale che poi mantiene comunque l'atleta a fare sport e fare agonismo. Sensation seeking, cioè la ricerca della sensazione. Allora, con Francesco Cerone e Alberto Pivetta vediamo un po' chi era Alex Zanardi, l'uomo dalle tre vite, come ha raccontato Federico Fusetti in un servizio in questi giorni, quindi la storia di Alex Zanardi, per capire, insomma, da quando frequentava i kart, poi la Formula 1, le gare, le vittorie, il terribile incidente, la ripresa, la scoperta dell'end bike. Poi la rivedremo con l'immagine simbolo di oggi, l'end bike sulla scalinata della Basilica di Santa Giustina, e parleremo anche vi faremo sentire anche le parole dell'ingegnere che ha realizzato questa end bike. Allora, la storia di Alex Zanardi con Federico Fusetti. Una vita divisa in tre parti per Alex Zanardi, prima e dopo il 2001 e poi dopo il 2020, data dell'ultimo drammatico incidente in Toscana. Prima quella da pilota, culminata con la Formula 1 tra il 1991 e il 1994, poi quella da atleta paralimpico con la handbike, la bicicletta adattata alla sua vita senza gambe, che lo ha portato a conquistare 8 medaglie alle Paralimpiadi. Dopo il primo incidente, sul circuito automobilistico di Lausitzring in Germania, che gli costò l'amputazione delle gambe, reagì e iniziò una seconda vita. Emozionanti i suoi frequenti incontri con i giovani, questo a Bassano nel 2019. Arrivano le difficoltà, arrivano dei momenti in cui le difficoltà sono ancora più grandi e sembra impossibile poter andare oltre, e la metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve, ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi, è chiaramente una metafora, ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che ti stava di fianco l'avversario ideale che tentavi di battere è effettivamente rimasto indietro. Da atleta paralimpico ha partecipato a tutte le maratone più importanti, compresa quella di Padova e Venezia, vinta più volte. Per me è un po' la maratona di casa, io proprio da casa parto direttamente con la mia handbike e arrivo lì a Villa Pisani per la partenza con grande facilità, quindi un appuntamento imperdibile. Strettissimo il suo rapporto con gli sportivi e i tifosi durante gli allenamenti sui Colli Euganei, che frequentava spesso, ad esempio Galzignano Terme, era uno dei suoi punti di partenza preferiti. Veniva fermato per un incoraggiamento o un selfie da quegli stessi sostenitori che ora attendono di tributargli l'ultimo saluto.
Tutto a posto? Benissimo, te? Sempre sotto, eh? Hai finito? Sì, per oggi sì, stasera anche spinning, per cui leggero. Allora, abbiamo visto, rivediamo per un attimo l'immagine della handbike sul sagrato, anzi sulle gradinate dell'altare, queste immagini raccolte questa mattina. Ecco, questa è l'immagine forse simbolo di questa mattinata. Era diventato lo strumento per le vittorie e per tornare a vivere per Alex Zanardi. Allora sentiamo le parole di chi l'ha realizzata, chi ha progettato questa handbike per Alex Zanardi e che era ovviamente ed è oggi a Padova per tributargli l'omaggio. Lei ha progettato la bicicletta di Alex Zanardi. Ma diciamo in Dallara abbiamo iniziato nel 2011 questa bellissima avventura con Alex che è durata 9 anni, è arrivata a Tokyo 2020, ahimè l'Olimpiade che Alex non riuscì a fare, quindi abbiamo fatto assieme Londra 2012, Rio 2016 con una handbike nuova e poi Tokyo 2020, più tutti i mondiali in mezzo. Sono stati 9 anni indimenticabili perché Alex era esattamente nel quotidiano quello, il tanto che si dice diciamo in questi giorni, lui lo era veramente nelle quotidiane, era una persona che riusciva a passare con estrema naturalezza dalla leggerezza in un attimo alla lezione di vita. Il suo ricordo personale che lo lega in modo particolare ad Alex? Le telefonate quotidiane che ci facevamo in cui appunto si passava dallo scherzo all'aspetto tecnico, sempre e comunque con un po' di lezione di vita in mezzo. Gli insegnamenti di Alex credo che rimarranno scolpiti per sempre. Persona veramente incredibile. Sandra. Quindi una persona attenta a livello tecnico ma anche al lato umano, poi fra poco sentiremo anche l'empatia con la gente, è un'altra caratteristica di Alex. Sì, da buon bolognese direi, dimostrava questa empatia verso le persone, sempre sorridente, sempre allegro, quindi trasmetteva veramente felicità e voglia di vivere. Quanto è difficile per uno sportivo, come dicevamo prima, pioniera dello sport paralimpico, quanto è difficile inventarsi sportivo, reinventarsi nel suo caso, tante difficoltà, cos'è che spinge ad andare avanti? È una domanda a cui è difficile rispondere, cosa spinge ad andare avanti. Sicuramente nel mio caso avevo 23 anni quando ho avuto l'incidente e non potevo pensare che la mia vita fosse finita a 23 anni. Dopo qualche anno di difficoltà, diciamo, ho dovuto decidere cosa dovevo fare della mia vita. O decidevo di vivere bene, alla grande, dico io, o decidevo per la parte opposta, cioè non c'era la via di mezzo, o continuavo a vivere bene o era meglio togliersi la vita, no? Ovviamente è chiara la scelta che io ho fatto e che consiglio a tutti di fare, e lo sport è stato il mezzo che mi ha permesso di fare questo. Devo ringraziare un altro amico che anche lui purtroppo non c'è più, anche lui paraplegico, Fabio Amadi, che è stato quello che mi ha inserito nel mondo dello sport e in particolare nel tiro con l'arco. Perché il tiro con l'arco? Il tiro con l'arco sono state 2 o 3 motivazioni. Io non sapevo neanche come era fatto un arco preciso. Quindi quando Fabio appunto mi aveva proposto di fare sport e mi ha elencato le varie attività, che poi puoi fare quasi tutto, tiro con l'arco aveva 2 cose fondamentali. Una era vicino a casa, a volte bisogna guardare anche la logistica, no? E l'altra, lui mi aveva detto, uno sport che puoi praticare con tutte le persone, non solo con gli atleti disabili. E questo a me era piaciuto perché non volevo comunque frequentare un determinato mondo e basta, ed essere fuori da quella che era la vita normale, comune.
E quindi a me era piaciuta questa cosa, ho detto bene, allora scelgo il tiro con l'arco. Insomma, molto casuale, insomma. E poi non è semplicemente fare lo sport, ma è arrivare poi alle medaglie. Chiaramente io ho iniziato a fare sport per tornare in mezzo alla gente, per conoscere nuovi amici, e mi sono trovata benissimo nella società in cui appunto mi ero iscritta, perché già loro forse erano abituati con Fabio in carrozzina, per cui non è stato un problema inserirmi, ero stata accettata subito e ben volentieri, e io questo l'ho percepito. E poi mi è piaciuto, cosa inaspettata, mi è piaciuto il tiro con l'arco, e da lì aver iniziato dopo 3 mesi già a fare i campionati italiani disabili è stata una cosa per me inaspettata, sempre grazie a Fabio, perché io la prima cosa che gli ho risposto, no, io brutte figure non ne voglio fare. E quindi insomma l'ha preparata bene, dai, diciamo così. Lui invece ha detto sì, io ti ho iscritto perché non farai brutte figure, e così è stato, ci aveva visto lungo, per così dire. Allora, l'empatia di Alex Zanardi, sentiamo le parole di alcune persone raccolte poco prima della messa sul sagrato. Abbiamo visto una testimonianza importante di chi con il cartello in mano diceva Alex Zanardi non morirà, resterà sempre con noi, un esempio anche per i giovani. Ecco, poi ne parleremo con Erika Mestriner. Prima però voglio sentire altre parole, altre voci raccolte poco fa da Valentina Visentini e Chiara Gagliani. Da dove arriva? Da Bologna. Conosceva Alex? Sì. Che ricordo ha di Alex Zanardi? Troppo bello, troppo buono, è gentile, è una persona veramente, è stato una vera persona speciale. Con tutte le persone che ho conosciuto lui era uno di quelle che era una persona veramente splendida. Ha un ricordo che vuole condividere con noi e con chi ci ascolta? Di pensare sempre a lui col suo sorriso e la sua bontà. Ha dei girasoli, li vuole lasciare ad Alex Zanardi, perché? Perché si voltava sempre verso il sole. Ha sentito proprio il bisogno di essere qui? Sì. Ha un legame, un affetto particolare che la lega a lui? La sua testimonianza per il coraggio. Ecco, questo io penso che è un esempio per tutti noi. Da dove arriva? Io da Fussò. È venuta qui oggi perché lo conosceva, ha avuto dei contatti o perché voleva salutarlo? Sì, l'ho conosciuto a una rappresentazione di un suo libro che mi ha fatto anche la dedica. Che cosa le ha scritto, se lo ricorda? Ho voluto che glielo dedicasse a mio figlio che aveva avuto un incidente grave. E allora ha scritto ad Alberto con simpatia. E questo ha aiutato suo figlio? Penso di sì. Si è sentita di vedere lui un esempio, uno stimolo ad andare avanti, una forza? Era grande, non so dove la prendesse quella forza. Grande, una persona bella, umile anche, semplice, insomma, alla portata di tutti, insomma. E non poteva mancare oggi? Sì, ho voluto sì, a dare un ultimo saluto. Mi ricorda la laurea di mia figlia, lui era l'ospite, e mi ricordo sempre che è sceso dal suo sgabello e ha detto: di fronte a tutti questi dottori mi tremano le gambe. C'è un senso ironico di com'era Alex, secondo me. Dopo io ho fatto delle maratone con lui, che lui era ospite, cioè era con l'handbike davanti, noi sulle retrovie, dopo siamo andati lì a salutarlo, era una persona fantastica. Doveva essere qui stamattina? Dovevo essere qui, sì. Allora, la commozione nella voce non solo di chi l'ha conosciuto personalmente, ma anche di chi soltanto lo ha incrociato, testimonia un'empatia fortissima di Alex Zanardi. E abbiamo visto in un collegamento precedente anche quello che ha detto un signore che lo conosceva.
E ha detto: questo è un messaggio per tutti i ragazzi di oggi. Ha fatto riferimento, insomma, lo raccontiamo ogni giorno purtroppo, di una deriva dei ragazzi sempre più giovani verso la violenza, ma anche verso la depressione, verso un certo tipo di malattie legate alla depressione o a quant'altro. È un messaggio anche per loro. Come dovrebbe essere veicolato questo messaggio? Beh, sicuramente essere stato un esempio per tantissime persone è dato anche dal fatto che lui tante volte raccontava proprio la passione che lui aveva, e più volte ha fatto riferimento al piacere di fare fatica, al piacere di fare sport, per il piacere di allenarsi, e quindi questo sicuramente è una caratteristica intrinseca dello sport. Quindi il messaggio che si potrebbe un po' prendere da modello per quello che potrebbe essere le nuove generazioni è proprio quello di prendere l'ambiente sportivo non solo come una risorsa per praticare un'attività, ma anche per cercare proprio una passione, un'attività per stare anche con gli altri. Tante volte magari sia per l'evento dei social, insomma comunque lo sviluppo della società ci distanzia un pochino da questi aspetti. Invece lo sport è rimasto ancora un mondo dove per ottenere i risultati bisogna far fatica, quindi la motivazione deve essere interna e deve essere anche a lungo termine, rispetto magari invece a realtà dove noi viviamo, dove si scrolla il telefono, c'è il like istantaneo, quindi lo sport va proprio in contrasto con questo aspetto, e lui tante volte ha raccontato di come la sua motivazione era proprio intrinseca, si chiama, quindi nel piacere di fare quello che faceva. Poi sono arrivate le medaglie, sono arrivati i risultati, è arrivata la notorietà, però questa è stata proprio una conseguenza del suo atteggiamento, e questo sicuramente è un esempio per tantissimi atleti, avere come obiettivo quello di imparare, di crescere, di lavorare, e non solo il risultato di lavorare per una medaglia, lavorare per una convocazione o per un risultato sportivo. Quello poi diventerà una conseguenza, poi a tutti piace vincere, quindi questo fa parte dello sport, l'agonismo fa parte dello sport, ma non può essere l'unica cosa verso il quale si lavora, insomma. Allora è in corso la messa officiata da Don Marco Pozza. Vi dico alcune frasi che sta dicendo Don Marco Pozza. Dice: lascio il rombo dei motori e la luce dei podi, mi tengo strettissimo l'uomo, l'atleta di Dio. Bastano 5 secondi in più per fare la differenza, cercate quei 5 secondi, questa è la metafora dei 5 secondi, l'avete sentita prima anche in un servizio, ma adesso la facciamo risentire in un estratto ad hoc. Chiedo a Francesco Ceron la sua ricetta, quando era sportivo, anche prima degli incidenti, ma che è diventata anche successivamente la sua forza, ed era una ricetta che dava un po', forniva un po' a tutti quando incontrava nei vari eventi con i ragazzi, con le scuole, incontrava la gente. Allora sentiamo la metafora dei 5 secondi di Alex Zanardi. Arrivano le difficoltà, arrivano dei momenti in cui le difficoltà sono ancora più grandi e sembra impossibile poter andare oltre. E la metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve, ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi. È chiaramente una metafora, ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che ti stava di fianco l'avversario ideale che tentavi di battere è effettivamente rimasto indietro, e che quindi valeva davvero la pena farlo quel tentativo. Provarci non significa tapparsi gli occhi e buttarsi comunque, perché poi quando va bene prendi anche una sonora capocciata, se va bene, perché potresti andare incontro anche a conseguenze peggiori, però laddove esiste il rischio di sbagliare, attenzione, di commettere un errore che ti riporta un po' indietro, ma le possibilità sono in misura superiore, allora è lì che devi attingere all'esperienza che hai già fatto, al tuo talento, a ciò che hai già costruito, per dire: i rischi posso controllarli, però se le possibilità effettivamente ci sono, tanto vale tentare. Sandra Truccolo, è una metafora perfetta? Assolutamente sì. Certo, vale sempre la pena provarci, vale sempre la pena... E aspettare quei 5 secondi quando c'è un momento di sconforto, aspettare un attimo, che forse... A volte può essere molto utile, sì.
riflettere, quei 5 secondi può servire a superare molti altri ostacoli. Erika Mestriner. Sì, vedere anche diciamo, il limite come una sfida, quindi non come un'ossessione di dover per forza superare qualcosa o qualcuno, ma una sfida prima di tutto con se stessi, quindi la capacità di lavorare sempre per migliorarsi. Probabilmente anche questo è un messaggio che racchiude questa metafora. Allora, ancora Alex Zanardi, ancora la voce del grande Alex Zanardi. 2019 a Padova, Festival Paralimpico, e altre parole forti, le parole di chi dice mi sento fortunato, e che lo dicesse lui era davvero un grande messaggio. Il Festival Paralimpico nel 2019, le sue parole. Perché io so di essere un uomo fortunato che al di là di tante belle esperienze, in verità in questi primi 50 anni erotti di vita gliene ha infilate davvero un numero incredibile. Ecco, e questa è la cosa più stupefacente, quante cose diverse sono riuscito a fare nella vita anche grazie a ciò che mi è successo, a dimostrazione che in fondo in ogni momento della vita, in qualsiasi circostanza, per qualunque cosa accada, se sai ragionare, passami la battuta, riappoggiare i piedi per terra, rimettere pian pianino a posto le cose, trovare una lista di priorità, riprendere un percorso, poi anche le cose che si annunciano come le più brutte possono diventare grandi opportunità. È quello che è accaduto a me, è la passione che ti porta ogni giorno a fare con slancio ciò che occorre fare e che viceversa sarebbe lavoro, perché hai il desiderio di farlo. Io credo di aver vinto gare nello sport, nell'automobilismo e poi con l'handbike, perché ho certamente dei talenti, ma è anche tutto il tempo passato a studiare ciò che avrei potuto fare per migliorarmi ancora. Davvero forti queste parole, come sono forti le parole che sta pronunciando Don Marco Pozza nella omelia durante la messa. Pensate, lo dicevamo prima, mamma Anna ha dovuto sopportare tante prove dolorose, ha perso il marito, ha perso la figlia, la sorella di Alex, morta in un incidente peraltro, adesso Alex. Quello che ha detto Don Marco, che sta dicendo Don Marco è molto importante, dice se la vita ti strappa tua sorella giovane sulla strada, devi avere una forza profondissima per scegliere l'asfalto. Poi lui diventa un pilota, quindi sceglie la strada. E queste radici profondissime erano quelle di mamma Anna. Tante prove del destino, eppure dice io sono un uomo fortunato. È una dote innata questo slancio? Si può creare all'interno di sé questa dote? Diciamo che in parte può essere qualcosa di innato, però poi non è mai sufficiente, nel senso che ci può essere una propensione a avere questo atteggiamento, questa forza mentale, ma il grande lavoro lo si fa poi allenandola, nel senso che è un'abilità, in quanto abilità può essere allenata, e quindi proprio lavorando sui dettagli, le piccole cose, l'allenamento continuo e un lavoro grandissimo su se stessi, quindi una grandissima consapevolezza di sé, si può proprio andare a ricercare questa forza mentale, insomma questi aspetti di resilienza. Quindi sì, sicuramente un atleta come Zanardi ci sarà stata una propensione innata, anche vedendo poi la forza della mamma o il papà che ha avuto come esempio fin da bambino, però poi il grande lavoro l'ha fatto lavorando su se stesso e allenando proprio questa abilità, ecco. Però i momenti di sconforto ci sono, è innegabile, li avrà avuti anche Alex sicuramente, Zanardi, no? Sicuramente. Anch'io ho preso tanta forza da mia mamma. Quando ero in ospedale i medici avevano detto per la medicina non c'è più nulla da fare. Mia mamma ha detto no, mia figlia ce la farà. E io ho sempre visto mia mamma con il sorriso, propositiva. Non ho mai visto, ero stata in rianimazione 3 mesi, cosciente però, quindi non potevo parlare perché ero intubata, ma potevo vedere e sentire. E non ho mai visto una lacrima sul viso di mia mamma. Aveva una forza che è riuscita a trasmettermi e quindi a farmi capire che ce la potevo fare. E quindi devo dire che i genitori forse in questo
tanto possono influire. Erika, è importantissimo anche questo, no? Anche perché c'è una parte che è proprio genetica, ma poi c'è anche una parte legata all'ambiente in cui cresciamo, quindi queste figure di riferimento che prima di tutto sono i genitori, ma poi potrebbe essere un allenatore, un insegnante, proprio ci trasmettono qualcosa che diventa parte poi di quello che saremo da grandi, da adulti o insomma nel nostro prossimo futuro. Quindi ci sono due fattori che possono influenzare, non solo quello genetico ma anche quello proprio ambientale delle persone che incontriamo. Quando riesci a superare quei momenti difficili e apprezzare la vita sotto tutti gli aspetti, e dici sì, sono fortunato, l'ho detto anch'io, e comunque... Ecco, ci si sente fortunati, no? Sì, sì, mi sono sentita fortunata anch'io, perché rispetto a tante altre persone che non sono riuscite a superare magari i loro traumi, magari anche traumi minori del mio, però non sono soddisfatti, non sono riusciti a trovare a dare un senso alla propria vita. Invece Alex c'era riuscito benissimo, ci sono riuscita anch'io, e quindi questo poi ti fa dire sono fortunata, perché comunque ho una vita che mi soddisfa, che ho fatto quello che mi è piaciuto fare e continuo a fare quello che mi piace. Ancora Alex Zanardi, le parole di Alex Zanardi. Francesco, ti chiedo se puoi proporre l'intervista che realizzò a Udine un paio di... sempre tra il 2018 e il 2019. Alex Zanardi a Udine. Ancora parole per ricordare, lo aveva detto anche in tante trasmissioni, la curiosità per esempio è un'altra dei motori per la curiosità di scoprire qualcosa di diverso, è un motore per andare avanti. Sentite a Udine Alex Zanardi 2019 sempre. Credo che una persona si abilita da solo nel momento stesso in cui decide che ha delle risorse e vuol provare a sfruttarle per fare qualche cosa che lo gratifichi personalmente, che gli permetta di fare delle esperienze, di utilizzare la vita come una grande opportunità, perché la vita è una cosa meravigliosa ma non dura per sempre, l'orologio fa tic tac, per cui se uno invece che continuare a riflettere e a chiedersi del perché quella cosa particolare, quell'avversità doveva toccare proprio lui, si concentra su quanto può fare con quel che è rimasto, e che scopre che in realtà non basta il tempo per fare tutte le cose che una persona può comunque fare a dispetto della propria disabilità. Io sono un uomo molto fortunato perché certamente ho un'esposizione che anche voi mi regalate ogni giorno e che mi consente di trasformare in un attimo attività di carattere ludico in opportunità di carattere professionale, e se in ultima analisi anche quello che sto facendo, i miei colleghi, le attività come quella che abbiamo lanciato di Obiettivo 3, in particolare Laura Bassi, che è una delle nostre reclute qui di Udine e che mettendo un grande impegno domenica ha fatto qualche cosa di enorme concludendo la sua prima maratona. Insomma, se queste gesta possono essere notate da altri e diventare anche uno sprone per dire caspita, ma l'ha fatto lui, posso provare anch'io, beh, è una cosa meravigliosa che a me personalmente scalda molto il cuore. Allora, ha parlato di Obiettivo 3, lo ricordiamo, l'abbiamo detto prima, abbiamo sentito prima le parole di Giulia Ruffatto di Obiettivo 3. Questa associazione è nata nel 2016 per supportare lo sport paralimpico e gli atleti disabili. Ecco, tanti ragazzi sono presenti lì all'interno della Basilica di Santa Giustina. Prima di andare da Chiara Gaiani, che si trova all'esterno, chiedo alla regia se possiamo far sentire, dopo Giulia Ruffatto, sentiamo anche Tiziano Monti di Obiettivo 3 e la sua testimonianza raccolta poco prima dell'inizio della messa. Io ho avuto un incontro-scontro con Alex del 2019, ero al centro protesi di Budrio e per sbaglio ci siamo incontrati e da lì è nata questa, possiamo dire, collaborazione, amicizia, una serie di cose insomma, e da lì ho iniziato a far parte del suo progetto di Obiettivo 3 e è nata questa passione per il ciclismo e per il paraciclismo e grazie a lui non me ne sono più uscito insomma, ecco. Quindi tu hai scoperto l'handbike grazie ad Alex? Sì, ho scoperto grazie a lui perché in quell'incontro lui mi ha detto di candidarmi al progetto e poche settimane dopo c'è stata la consegna della mia prima handbike proprio in sua presenza qui a Budrio, vicino Bologna, al centro protesi.
e è stata una grande emozione perché avevo già conosciuto lui quando ero in ospedale da un punto di vista sportivo, ma vederlo di persona, conoscerlo di persona è stata tutt'altra cosa, e quindi ho avuto un'illuminazione e mi ha trasmesso già solamente con lo sguardo tantissimo, poi piano piano ancora di più, e tutto quello che ci ha trasmesso ci rimarrà per sempre. Cosa ti ha insegnato Alex? Perché in questi giorni la frase più ricorrente è che Alex non era solo un campione dello sport, era anche un campione di vita e un messaggio costante di speranza. È vero, quello che lui ci ha insegnato da quando ha avuto il primo incidente ad oggi è quello di non mollare mai, che nonostante le difficoltà, nonostante le situazioni difficili che possiamo incontrare durante la nostra vita, bisogna vedere come poi ci rialziamo, e lui si è rialzato sempre, ha sempre avuto la forza di rialzarsi, non si è mai abbattuto, e come ho letto ultimamente non è tanto che il destino ha vinto su di lui, ma lui ha vinto la benzina, quindi anche questa volta ha vinto lui su tutto, e il messaggio che posso dare è quello che ci ha dato lui, di andare avanti e di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Allora, è finita l'omelia, tra le tante cose che ha detto Don Marco Pozza c'è anche questa frase: sorellaccia morte pensava di averla vinta ma ha perso con Alex. Chiara Gaiani, che si trova vicino al maxi schermo, c'è stato un grande applauso dentro e fuori la chiesa dopo l'omelia, è così? Sì, ti confermo Nicola, padre Don Marco Pozza ha finito la sua omelia dicendo ciao Alex, fai buon viaggio, e a quel punto c'è stato uno scroscio di applausi che ha accolto questa ultima frase dell'omelia di Don Marco Pozza. Io ho visto anche delle persone anche qui sul sagrato, noi siamo addirittura all'esterno del sagrato con l'occhio lucido, che si sono asciugati una lacrima a scendere. È un'atmosfera surreale per chi conosce Padova e Prato della Valle. Essere qui in questo momento è davvero stranissimo. Io con il collega di fatto siamo quasi in mezzo alla strada per restituirvi così l'immagine di tutti questi ombrelli che stanno ascoltando la messa e si stanno stringendo attorno alla famiglia di Alex, un silenzio quasi surreale, interrotto solo dal passaggio di qualche mezzo, persone attentissime, chi passava anche un veloce segno di croce. Sono arrivate anche tante carrozzine, ci sono persone anche in bici. È davvero insomma un momento di grande raccoglimento in cui la città di Padova, ma non solo, tutto il Veneto, tutta Italia in questo momento si stanno stringendo a quella che Don Marco ha definito non solo un grande uomo ma anche una grande anima, quell'anima che resterà nelle cose che ha fatto Alex Zanardi, nei suoi insegnamenti, nel suo modo di vivere. Mi piacerebbe, se mi lasci un altro minuto Nicola, sottolineare questa metafora grammaticale che ha usato Don Marco Pozza nella sua omelia. Un Alex Zanardi uomo del congiuntivo, ha detto, fiero del fatto di essere italiano, perché l'italiano è l'unica lingua che ha il congiuntivo. Il congiuntivo è il modo dell'incertezza, un'incertezza che purtroppo è stata una costante, se vogliamo, nella vita di Alex Zanardi, segnata davvero da profonde sofferenze, e la sofferenza, ha detto Don Marco, non è bella, ma Alex Zanardi ha sempre saputo essere una persona positiva, fiera del suo essere, capace di rialzarsi, e proprio nel nome di quest'uomo, per rendere omaggio a quest'uomo, ma per rendere omaggio anche al suo modo di vivere, davvero in tanti sono qui a stringersi alla famiglia di Alex Zanardi e anche alla sua grande famiglia, che è quella degli atleti paralimpici di Obiettivo 3. Grazie Chiara, restiamo sempre con voi all'esterno, anche con Valentina Vigentini, perché fra poco, insomma, finita l'omelia, fra poco siamo nella seconda parte della messa, dovremo poi anche vedere l'uscita del feretro, cerchiamo di capire se uno tra Malagò, Bebe Vio o Alberto Tomba poi parlerà con noi. Hai citato Don Marco Pozza, sentiamo 30 secondi di Don Marco Pozza, che abbiamo catturato, l'abbiamo visto prima in diretta, prima ovviamente della messa, grande amico di Alex Zanardi, che ha detto queste cose molto belle che ha raccontato Chiara Gaiani nell'omelia. 30 secondi di Don Marco Pozza prima della messa. Oggi, oltre che come sacerdote, come uomo, come si affronta una giornata così?
Si affronta come ho affrontato il funerale di Marco Pantani, come ho affrontato il funerale di mio padre e come affronto il funerale delle persone che muoiono in carcere. La liturgia è meravigliosa perché mette tutti sullo stesso piano. Oggi per me non è uno show, oggi tributo gli onori massimi della pietà cristiana ad un amico che mi ha reso orgoglioso della sua amicizia e questo mi ha fatto tanto bene come uomo prima che come prete. Parole forti di Don Marco Pozza, altre parole raccolte sono quelle di Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico. Alex Zanardi è stato testimone, lo dicevamo prima, ha dato una grande impronta a tutte le discipline sportive paralimpiche, la forza di Alex Zanardi nelle parole di Luca Pancalli. A volte laddove vediamo qualcosa che apparentemente è impossibile non è che la soglia del possibile. Cosa ha lasciato? Come ha rilanciato il movimento paralimpico? Lui ha avuto questa grandissima capacità di attrarre attenzione, di saper essere umile, parlare di cose importanti in modo semplice che riuscivano a stimolare la comprensione della gente e non la compassione. La ringrazio. Qual è il suo ricordo oggi di Alex? Lo ricordo e lo ricorderò per sempre sorridente, come è stato, vittorioso, vincente, come è stato, ma soprattutto con una grande e straordinaria capacità di ironia e di rendere la normalità straordinarietà. Come è stato lavorare al suo fianco? È stato divertente perché lui era una persona molto divertente, sempre sorridente, lo ricordo sempre, lo ricorderò sempre così, ma anche molto stimolante perché poi ci confrontavamo, lui con i suoi progetti, io con le mie scartoffie all'epoca di presidente, mi prendeva pure in giro, però è stato molto bello, molto stimolante per entrambi, spero. Poi ha lasciato anche una grande eredità a livello sportivo. Tutte le medaglie paralimpiche che ha vinto. Mi pare che a livello sportivo quello non si discute, quello che è riuscito a fare, ma guardate, non solo per lui ma anche per la squadra, per i suoi compagni di squadra. Lui era un vero e proprio evangelizzatore dello sport, li andava a cercare, li stimolava. L'obiettivo 3, questa sua fondazione che ha messo a terra per promuovere sempre più il mondo paralimpico, lui era questo. Lui era questo, allora io fra poco saluto e ringrazio le nostre ospiti, però un'ultima battuta con voi due la faccio perché ci stiamo avvicinando verso la fine della messa e anche la fine dell'edizione straordinaria che si trasformerà senza soluzione di continuità nella nostra prima edizione classica. Lo abbiamo detto in questi giorni tante volte, però è bene ribadirlo, che messaggio lascia, e lo hanno detto tante persone, Alex Zanardi? Beh, sicuramente un messaggio d'esempio, quindi un modello per tanti giovani ragazzi e ragazze o meno giovani, nel senso che anche tanti adulti si sono ispirati. Un lavoro grandissimo che probabilmente lui ha fatto su se stesso, quindi una buonissima consapevolezza, anche perché poi magari io non so se lui fosse seguito da uno psicologo dello sport, ma sicuramente quello che lui è riuscito a ottenere lavorando con l'aspetto mentale, insomma, poi l'ha portato a essere l'atleta che è diventato. Quindi un modello di ispirazione. Poi un modello di resilienza, e questo dato, come dicevamo prima, da tanti fattori. La capacità di pensare positivo, quindi di concentrarsi su quello che può fare rispetto a quello che invece potrebbe aver perso, la capacità di, diciamo, essere padrone delle proprie scelte, quindi non concentrarsi su quello che la vita gli ha riservato, ma partire da quel momento, quelle difficoltà, e decidere dove poi volesse andare ad arrivare, e, come dicevo prima, anche la capacità di concentrarsi nel piacere di fare quello che faceva prima. Quindi è un insieme di caratteristiche che poi l'hanno fatto diventare l'atleta che è stato, e sicuramente un modello per chiunque lo ascolti, le sue parole, insomma. Sandra Truccolo, a tante persone che magari ci stanno guardando, a tanti che magari possono essere in questa condizione o conoscono qualcuno, hanno un figlio che è in queste condizioni, che non ha ancora trovato, diciamo, il suo percorso, cosa diciamo? Allora, c'è un momento in cui la mia vita è cambiata, quando io non ho più pensato a quello che non potevo fare, ma ho cominciato a pensare a tutto quello che ancora potevo fare. E quindi ecco, questo è il messaggio che voglio dare a tutti. Certo, ti trovi a volte nella condizione, io non potrò più camminare, correre, non potrò far mai più nella mia vita, ma ho capito che ci sono tantissime altre cose
che ho fatto, tra l'altro, che ho dimostrato che potevo fare e che ancora posso fare. Quindi secondo me deve scattare quella molla, quel pensiero e concentrarsi su questo, su quello che ancora si può fare. Lui diceva, io non guardo la metà che ho perso, ma la metà che mi è rimasta. È un po' la stessa cosa, no? Vedere il bicchiere mezzo pieno, però non è facile dirlo a parole, non è facile, ma voi ci siete riusciti, no? Ma come ci siamo riusciti noi, ci possono riuscire anche gli altri sicuramente. E l'ultima cosa, se posso dire, è la mia vicinanza alla famiglia, che in questo momento immagino sia molto molto difficile. Un aggettivo per Alex? Non solo. Sorriso e l'allegria che lui dimostrava. In effetti questa proprio era una delle sue caratteristiche. Io ringrazio Sandra Truccolo per essere stata con noi, ringrazio Erika Mestriner, grazie per il vostro contributo. Allora facciamo così, lanciamo una veloce pubblicità, dopodiché ripartiremo come prima edizione, ma sempre su Alex Zanardi. Ripartiremo da alcune sue parole del 2013, un Alex Zanardi di 13 anni fa che parlava della sua esperienza, e poi andremo di nuovo dalle nostre inviate. A fra pochissimo.